Verranno eseguite dal 1° al 9 settembre una serie di indagini sui ponti di Selvazzano Dentro e di Tencarola. Controlli di routine che nulla hanno a che vedere con i fatti di queste settimane. I manufatti sono sani. I ponti stanno bene, sicuramente sono stati monitorati attentamente negli ultimi anni, perché ricordiamo che il collaudo dei due ponti risale al 2002-2003, dopo l'alluvione del 2010 abbiamo fatto le verifiche nel 2011, a seguito delle verifiche abbiamo fatto anche i lavori con rifacimento dei giunti e interventi di salubrità e sottoservizi di questi due manufatti. Però gli anni passano, abbiamo degli altri interventi da fare su questi due ponti importanti della viabilità, non solo della città di Savazzano, ma che servono anche tutte le terme e tutti i colli, e di fatto abbiamo ritenuto opportuno voler fare un attacco, io la voglio definire questa, un attacco a questi due manufatti con prove di carico, con verifiche statiche, quindi dinamiche di georadar, cioè nella consistenza dei manufatti, dei materiali e ovviamente della portata, insomma, per fare una radiografia completa e che possa essere, insomma, un punto zero, un punto che non solo ci possa indicare se ci sono qualche intervento da fare aggiuntivo a quelli che dobbiamo già fare, ma che possa comunque dare un messaggio chiaro e anche lasciare dentro ai cassetti municipali documentazione importante, aggiornata e che possa dare sicuramente una certa sicurezza a chi percorre questi due manufatti. I controlli verranno eseguiti con strumentazioni all'avanguardia che permetteranno, rispetto ai precedenti controlli, di avere una panoramica maggiore di tutti i componenti dei manufatti. Per effettuare i controlli saranno necessarie delle modifiche sul traffico cittadino. Lunedì 3 settembre sul Ponte della Libertà di Selvazzano verranno eseguite delle prove dinamiche e di georadar che si svolgeranno al mattino dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 18. Durante lo svolgimento delle suddette prove, la viabilità sul ponte avverrà a senso unico alternato regolato da un semaforo. Il giorno seguente, martedì 4 settembre, le stesse prove verranno eseguite sul ponte azzurro di Tencarola. Anche in questo caso le operazioni si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato con movieri e la presenza dei vigili. Gli interventi più pesanti dal punto di vista della viabilità avranno luogo sabato 1 settembre sul Ponte della Libertà a Selvazzano dalle 5 alle 10 circa del mattino, con la chiusura totale di tutto il traffico per consentire le prove di carico. Prove di carico che verranno ripetute anche sul ponte di Tencarola domenica 9 settembre dalle 5 alle 9 circa, ancora una volta chiudendo la strada a tutto il traffico, pedoni e ciclisti compresi. Gli autobus in transito su quella tratta subiranno variazioni per tutto il tempo dell'intervento. Infine, dal 4 al 7 settembre verranno eseguite delle verifiche sotto e ai lati dei ponti, verifiche che non influiranno in alcun modo con la viabilità cittadina. Gli interventi di verifica sono stati finanziati dalla Regione per 40.000 euro. Erano già previste alcune verifiche, ne abbiamo aggiunte delle altre per nell'occasione di poter avere comunque una radiografia completa. Sicuramente è una misura che ho voluto introdurre nell'occasione di fare delle verifiche e aggiungere delle altre, anche spinte dall'attenzione che in questo momento tutti i ponti della provincia, mi sento di dire, hanno nella mia persona, perché di fatto anche in provincia sto provvedendo a dare avvio a questa procedura. I controlli daranno modo al Comune di pianificare eventuali interventi. Ricordiamo che in caso di pioggia abbondante le prove saranno posticipate. Sfishammer Channel News, Selvazzano Dentro.